Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24. C'è stato un incidente mortale ieri sera a Palermo. Due ragazzi di 17 e 20 anni hanno perso la vita dopo un violentissimo scontro tra moto. Ferito gravemente anche un altro ragazzo di 16 anni. Marco Gullà. Pianti, lacrime, disperazione, l'asfalto che diventa teatro di morte. Due giovani che erano in sella a due moto sono morti in un incidente stradale a Palermo ieri sera in via Duca degli Abruzzi, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriella Liberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 20 anni, entrambi di Palermo. Inutili soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Quelle che vedete sono le due moto che si sono scontrate, 2SH, o meglio, quel che resta. L'impatto è stato violentissimo, praticamente frontale tra i due ciclomotori. Gabriele, il più giovane, stava andando ad una festa a Partanna Mondello, il compleanno della sua fidanzatina, appena sedicenne. Lavorava in un salone di barbiere, progettava di andare a lavorare a Bologna. Nell'altra moto c'era un ventenne, Alessandro Lopriore, che andava verso Palermo e aveva appena sorpassato un'auto, una BMW, che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Un lieve impatto nel paraurti posteriore sinistro, forse quel tanto che basta per fargli perdere il controllo della moto. Ferito anche un sedicenne, le sue condizioni sono molto gravi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto si sono immediatamente recati parenti e amici, urla strazianti, il dolore che in una serata calda di agosto travolge le famiglie, altre due giovani vite spezzate in quella che doveva essere soltanto una serata di spensieratezza e divertimento. E se a Palermo si piange la morte di questi due giovani, a Ragusa non c'è pace per il drammatico incidente avvenuto a Santa Croce Camerina, dove un bambino di appena 2 anni è morto annegato nella piscina della casa di villeggiatura dei suoi familiari. Lo cercavano in casa e invece il bambino, eludendo il controllo dei genitori, dei familiari, è salito su una scaletta, si è tuffato nella piscina ed è stato trovato poi privo di vita. Un gioco che si è trasformato in tragedia. Sentiamo Veronica Barbarino. È un dolore senza spiegazioni quello che ha colpito Caucana, località balneare di Santa Croce Camerina. Qui, nella villa dove la famiglia Sallemi, originaria di Comiso e conosciuta per la gestione di un frantoio, trascorreva le vacanze, il piccolo Raffaele, di appena 2 anni, è morto annegato in una piscina fuori terra. Un attimo di distrazione e mentre i familiari lo cercavano dentro casa, Raffaele era in veranda e si era arrampicato sulla scaletta cadendo in acqua. Pochi minuti dopo la terribile scoperta. Il corpicino era già sul fondo della piscina. Inutili tentativi disperati di rianimarlo, prima da parte dei familiari e poi dei sanitari del 118. E quando la mamma di Raffaele è arrivata in villa, il figlioletto era già morto. Sul posto anche i carabinieri e la procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta, anche se la dinamica appare purtroppo chiara. Oggi c'è solo il silenzio e la vicinanza di un intero territorio a una famiglia segnata da un dolore che non trova parole. E un uomo di 55 anni è morto imprigionato tra le fiamme, tragedia a Santa Cristina Gela nel Palermitano. I vigili hanno trovato il corpo mentre spegnevano un incendio. L'uomo era un socio di un acquedotto privato che fornisce acqua per l'irrigazione. Sentiamo Marco Gullà. Imprigionato tra le fiamme, sarebbe morto così Sebastiano D'Amico, 55 anni, in questa campagna nel territorio di Santa Cristina Gela, nel Palermitano. Avvolto dalle fiamme oggi pomeriggio, a trovare il corpo i vigili del fuoco che stavano spegnendo l'incendio divampato appunto nel primo pomeriggio intorno alle 15. Forse voleva spegnere le fiamme, racconta un amico in lacrime, mentre i familiari dell'uomo, come vediamo dalle immagini, accorrono sul luogo della tragedia, appresa la notizia. Nella zona dove è stato trovato il cadavere c'è un grosso tratto di sterpaglie bruciato da un incendio. Sono arrivati puntuali carabinieri e il medico legale che ha eseguito l'esame sul corpo dell'uomo. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, da capire se l'uomo volesse domare l'incendio o se stava bruciando delle sterpaglie e causa vento di scirocco è stato investito dalle fiamme. Per lui non c'è stato scampo. Al momento dell'incendio nessuno, oltre a Sebastiano D'Amico, era presente. La protezione civile regionale aveva pubblicato un avviso per rischio
rischio incendi e ondate di calore, un livello di preallerta con pericolosità media. Non si tratta di caso di West Nile. Il Policlinic di Palermo comunica che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente che si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni non confermano però il caso di West Nile. Le indagini sono state eseguite nel laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle arbovirosi che ha sede presso l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera universitaria, condotte in linea con quanto definito dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2025. Filmavano e fotografavano di nascosto mogli e fidanzate per poi pubblicarle tutto su Telegram. L'associazione Metere di Dondinoto denuncia ancora una volta la polizia postale che in passato aveva già oscurato il canale. Francesco Aloi. Quando il corpo di una donna a sua insaputa diventa merce. Scambio ex con volto, scambio video della mia ragazza. Sono alcuni dei tanti messaggi scritti sul canale Telegram di Preisti. Uomini che fotografavano o filmavano mogli, fidanzate, figlie o cugine nei loro momenti più intimi e pubblicavano in rete. Tutto denunciato per l'ennesima volta alla polizia postale da Meter, l'associazione di Don Fortunato di Noto, che da sempre si batte contro la pedopornografia. Migliaia e migliaia di persone che nascoste dietro al cellulare chiedevano materiale hot, anche dalla Sicilia, come si legge in questo messaggio. Qui chi scrive dal Nisseno assicura fiducia. Don Fortunato definisce tutto ciò centrali di violenza sessuale digitale. Silenzio e indifferenza, dice, equivalgono a complicità. Siamo stati nel cimitero di Militello Val di Catania giorni dopo il funerale del grande Pippo Baudo, l'estremo saluto delle persone davanti alla tomba di famiglia dove riposa il re della TV tanto amata. Vediamo con Lorena Dolci. Adesso riposa davvero qui nella cappella di famiglia nel cimitero di Militello in Val di Catania, accanto al padre e alla madre, secondo le sue volontà. La tomba della famiglia Baudo si trova alla fine del viale centrale di questo cimitero che si affaccia sulla piana di Catania e sull'Etna, ma in posizione un po' defilata. Chi vuole rivolgere l'ultimo pensiero però la trova. Un pensiero per lui, sì, perché è un grande di Militello e noi siamo tutti con lui. Speriamo che dove è andato riposi in pace, che sia bene e che ci sta guardando anche. Solo il cognome Baudo, nessuna foto, marmo nero e porta blindata a mantenere riservo dopo una vita alla ribalta. Sui gradini le corone dei familiari e della devota assistente Dina. Rientrata a Roma, la figlia Tiziana ringrazia per tutto l'affetto e il calore dimostrato alla straordinaria persona che era mio papà, personaggio televisivo e uomo per bene. Spenti i riflettori, scomparsa la folla, cala il sipario su quel grande show che è stata la vita del re della TV, il Pippo Nazional Popolare. Un grande palcoscenico, quasi una festa di popolo, anche i funerali, 300 dentro la chiesa di Santa Maria della Stella, 2000 fuori, maxi schermi e VIP, amici veri, Albano, Gigi D'Alessio, Lorella Cuccarini. Il successo non basta a riempire il cuore, ha detto Giulio Albanese, il padre spirituale che aveva raccolto le sue parole. Un cuore grande e generoso come quello del presentatore siciliano hanno ricordato i tanti artisti scoperti e lanciati, ma anche tanti cittadini. Sul registro della memoria uno di loro ieri ha scritto: ora organizza un grande spettacolo da lassù. E adesso a Ragusa, dove un albergatore ha respinto con una mail una turista israeliana che aveva prenotato una camera per un periodo di vacanza in Sicilia. Se pensa che Israele stia agendo bene a Gaza, la preghiamo di rivolgersi altrove. Questo si legge nella mail. Sdegnata la reazione della donna. Sentiamo Veronica Barbarino. Se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato a Gaza, la preghiamo di cancellare la prenotazione e di rivolgersi altrove. Se invece è sconvolta dagli eventi, saremo felici di accoglierla. Si è vista recapitare questa mail Yulia Sharitz, israeliana, dopo aver prenotato un soggiorno per settembre a Ragusa. La turista, sorpresa e indignata, ha preferito annullare senza rispondere e ha affidato le proprie considerazioni ad un sito di notizie israeliano.
Ho prenotato altri 5 hotel in Sicilia e tutte le prenotazioni sono state confermate senza alcun problema, racconta. Dall'altro canto, il titolare della struttura sottolinea che non vi è nessuna forma di razzismo in quel gesto, ma solo la condanna di ogni guerra e ogni forma di violenza. Se la signora avesse preso le distanze dall'operato del governo israeliano, l'avrebbe accolta volentieri. Non si tratta di un caso isolato. Dallo scoppio della guerra di Gaza, altri hotel europei avrebbero rifiutato ospiti israeliani. In Belgio, un hotel ha cancellato una prenotazione sostenendo che gli ospiti stessero commettendo crimini di guerra, mentre un hotel svizzero ha fatto valere la propria politica di non ospitare persone provenienti dal Medio Oriente. Tra libertà di espressione e diritto all'accoglienza, il confine è quindi sottile e si rischia che il turismo diventi terreno di scontro politico. Una storia di solidarietà e inclusione arriva da Caltanissetta. Un venditore ambulante bengalese aveva subito il furto del suo scooter. I cittadini gliene hanno comprato uno nuovo. Rita Cinardi. Ad ogni no risponde con un sorriso, così si è fatto apprezzare e voler bene dalla comunità nissena Abdul Basid, 39 anni, venditore ambulante originario del Bangladesh, che i suoi concittadini hanno ribattezzato con il nome di Rosario, e nel momento in cui ha avuto bisogno la città ha subito risposto. Martedì sera, mentre tentava di vendere rose in un locale, qualcuno gli ha rubato lo scooter e in lacrime si era recato in questura per fare la denuncia, ma i nisseni non sono rimasti insensibili e, venuti a conoscenza dell'accaduto, alcuni di loro hanno lanciato una campagna di solidarietà che ha consentito in poche ore di raccogliere ben 2.000 euro. In 2 ore addirittura abbiamo dovuto chiudere la raccolta fondi perché stavano ancora cercando di fare i bonifici per aiutare il Rosario. A contribuire anche una famiglia nissena proprietaria di una rivendita di moto e ricambi che questa mattina ha consegnato lo scooter elettrico nuovo di Zecca. Insieme a mio padre abbiamo deciso di metterci in gioco anche noi. Abbiamo deciso di mettere a disposizione lo scooter, regalato un casco. Abdul vive in Italia da 14 anni ed ha un regolare permesso di soggiorno. In Bangladesh ha una famiglia di 6 persone e tutto ciò che riesce a racimolare serve per il loro sostentamento. Caltanissetta, io grazie tutti persone mio aiuti, tutti Dio aiuti, tutti persone bella Caltanissetta, buono, 100% funziona buono, grazie. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo di politica. Sale la tensione fra il presidente della regione Schifani e il vice premier Salvini dopo l'arrivo di Annalisa Tardino all'autorità portuale di Palermo. Da Palazzo d'Orléans preparano un ricorso al TAR. Manlio Viola. Nessuna ricerca di chiarimento, nessun commento ufficiale. È calato il silenzio all'indomani del primo intervento di Annalisa Tardino, ex segretario della Lega in Sicilia ed ex europarlamentare, nominata dal ministro Salvini commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale. Ieri la Tardino ha provato a spegnere le polemiche, da una parte annunciando una gestione in continuità con quella di Pasqualino Monti e incontrando per primo il segretario generale dell'autorità portuale, quello Luca Lupi, che Schifani vorrebbe al suo posto e che da tutti è considerato una sorta di braccio destro proprio di Monti, insomma l'uomo della continuità. Dall'altra parte ha lanciato 2 messaggi chiari: l'autorità portuale della Sicilia occidentale sarà la longa manus in Sicilia del governo Meloni, e poi non ho paura dei ricorsi, ho fatto l'avvocato per 21 anni, ci sono abituata. Ma le parole di Annalisa Tardino sono cadute assolutamente nel vuoto. A distanza di quasi 24 ore infatti non arriva nessun commento da parte del governatore della Sicilia Renato Schifani, e non è solo un silenzio ufficiale ed istituzionale. Non c'è una parola che filtra dalle stanze di Palazzo d'Orléans, neanche a microfoni spenti, se non la conferma che si sta lavorando al ricorso al TAR contro il decreto di nomina di Tardino per presunti profili di illegittimità. Nel frattempo nessun contatto, diretto o mediato, tra il presidente della regione e il ministro Matteo Salvini, un gelo istituzionale mai visto durante gli ormai quasi 3 anni del governo Schifani. L'egittologo Zahi Hawass è stato a Catania per presentare il suo nuovo libro e ci ha svelato gli ultimi segreti che arrivano dalle sponde del Nilo. Eva Spampinato. Lui è una vera star dell'archeologia mondiale, già ministro del turismo egiziano, il più celebre volto televisivo dell'egittologia. Difficile guardare un documentario che parli dell'antico Egitto senza trovare all'interno un'intervista a Zahi Hawass, in questi giorni in Sicilia per presentare uno dei suoi ultimi libri. My life is... La mia vita è lavorare, fare scavi, fare scoperte e scrivere libri.
I misteri dell'Egitto, il fascino delle piramidi, le storie dei faraoni, da sempre hanno incuriosito le persone, non solo gli appassionati di storia antica. E Hawass, moderno Indiana Jones, in 30 anni di scavi e ricerche, ha contribuito anche a riscrivere la storia. La scoperta più importante che ho fatto quest'anno è stata la città d'oro a Luxor e anche la ricerca all'interno delle piramidi di Cheope, ma il mio sogno è quello di scoprire 2 tombe. La prima è quella di Imhotep, il primo architetto che ha costruito le piramidi in pietra, e proprio ora sto cercando la sua tomba a Saqqara. La seconda tomba è quella della regina Nefertiti. Cerco la sua tomba nella Valle dei Re attraverso il suo DNA. Tra misteri, suggestioni e fantascienza c'è una domanda tanto ricorrente quanto nazionalpopolare che non potevamo non fare a Zahi. Ma davvero c'è la mano degli alieni nella costruzione delle piramidi? La gente ama sognare. Io stesso ho trovato le tombe dei costruttori delle piramidi ed erano tutti egiziani, non schiavi. Abbiamo scoperto un importante papiro 5 anni fa dove erano indicati dettagli della costruzione della piramide di Cheope. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, esordio domani per il Palermo in campionato contro la Reggiana. Inzaghi ha già in mente come schierare l'11 titolare. Il portiere Joronen intanto ha firmato per 1 anno con opzione per il secondo. Marco Gullà. Prove per la prima serata di gala. Il Palermo lavora in vista dell'esordio in campionato di sabato al Barbera contro la Reggiana. Pippo Inzaghi ha ancora dubbi di formazione, considerate alcune assenze in difesa e poi lo stato di forma di alcuni giocatori. Peda e Magnani out, la retroguardia sarà 3, è composta da Ceccaroni, Bani e Diachité. I principali rebus sono sulla tre quarti. Brunori, al contrario di quanto successo a Cremona contro la Reggiana, dovrebbe partire titolare con Palumbo, Leduaron e Gyasi a contendersi l'ultima maglia alle spalle di Poyampalo. Gyasi appare favorito anche perché a Lozzini è stato l'unico a sfiorare il gol e a creare gioco in avanti. A centrocampo probabile ancora l'assenza di Gomez, pronto il duo Segre-Ranocchia sulle corsie esterne. Infine si va verso la conferma di Augello e Pierozzi. Di fronte ci sarà una Reggiana solida e che nel precampionato ha fatto molto bene. Nel corso di questo fine settimana inoltre il Palermo definirà la situazione riguardante Magnani. Il difensore centrale, assente per motivi personali da oltre 2 settimane con permesso societario, a breve riceverà indicazioni circa la possibilità di proseguire la sua esperienza nel team rosanero. Qualora ciò non fosse possibile, la società sarà costretta a intervenire sul mercato. Il nome principale per un'eventuale sostituzione dell'ex Verona rimane quello di Vogliacco del Genoa. Anche Catania è vicino all'esordio, domenica al Massimino col Foggia. Toscano deve fare i conti con alcune assenze a centrocampo, ma recupera Stoppa. Sul mercato si cerca un attaccante, l'obiettivo è Caturano, ma bisogna convincere il Potenza, proprietario del cartellino. Francesco Triolo. Il Catania guarda all'esordio in campionato di domenica sera alle 21 al Massimino contro il Foggia. Il tecnico Mimmo Toscano recupera Stoppa e questa è una buona notizia, ma deve fare i conti con la situazione a centrocampo, che di certo non è semplice. Le squalifiche di Martic e Quaini non aiutano, così come l'assenza per infortunio di Di Tacchio, che sarà assente sicuramente contro i pugliesi, visto che sta effettuando un percorso riabilitativo e la prossima settimana se ne saprà di più. Ci sarà invece D'Ausilio, che può essere una buona opzione per l'attacco. L'attenzione anche su Rolfini, l'ex del Vicenza in dubbio, potrebbe entrare nella lista dei convocati, poi sarà Toscano a valutare l'eventuale impiego e l'eventuale minutaggio. Sullo sfondo dell'attesa per l'inizio del campionato c'è il calciomercato. Nelle intenzioni del DS Pastore sono 2 i reparti da rinforzare, centrocampo e attacco, con un elemento ciascuno. Per l'attacco c'è l'accordo con Caturano, che verrebbe a Catania di corsa, ma il Potenza, proprietario del cartellino, chiede un indennizzo per liberare un calciatore, comunque di 34 anni. Il Catania sta valutando, ma nel frattempo guarda anche ad altri obiettivi. Strizzolo è stato sondato, ma non rientrava nei parametri economici. Sta scemando anche la trattativa per Leonardi, così si guarda altrove, così come per il centrocampo, dove sembrano tramontate le ipotesi legate a Tascone e Vallocchia. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.